Alessandro Basso è innanzitutto una brava persona, e penso possa essere riconosciuto da tutti il fatto che lui avrebbe potuto tranquillamente farsi i prossimi 2 o 3 anni in consiglio regionale senza, voglio dire, tanti sconquassi. Il sindaco Fasan a Monfalcone, perché sicuramente, voglio dire, sull'onda di continuità rispetto all'ottimo governo di Monfalcone di questi anni, insomma, si è affermato. Due vittorie diverse ma decisamente significative per il centrodestra regionale dopo il successo schiacciante a Monfalcone e quello comunque importante a Pordenone in continuità con l'amministrazione Ciriani. Due vittorie diverse per affermazioni di Lega da una parte e Fratelli d'Italia dall'altra, elettorato quasi liquido, afferma Walter Rizzetto, ma alla fine, nonostante qualche discussione interna, il centrodestra mantiene la giusta coesione. Il dato di Monfalcone è un dato eclatante, è un dato che per Fratelli d'Italia poteva essere più alto. Fratelli d'Italia di fatto raccoglie circa il 10% dei Esatto, consensi. È un sì. dato che effettivamente poteva essere più alto sicuramente. Rendiamoci anche conto che a Monfalcone, non mi nascondo neanche sotto questo punto di vista, c'è un player che si chiama Anna Cisint che effettivamente ha fatto bene negli anni, sicuramente. A Pordenone sicuramente una vittoria della coalizione molto importante, laddove invece Fratelli d'Italia è il primo partito. Sì. L'elettorato anche nel centrodestra è, diciamo, un po', non dico liquido, ma effettivamente si sposta. Basta che resti chiaramente all'interno del centrodestra, perché mi pare che sia a livello regionale, sia a livello nazionale, sia a livello locale stiamo dimostrando che quando governa il centrodestra possiamo anche discutere rispetto ad alcuni temi, come è giusto e normale che sia all'interno delle coalizioni, ma si può fare una sintesi, e questa sintesi viene di fatto trasferita e donata ai nostri concittadini